casa mentre la folla lo voleva linciare, gli urlava assassino. Alberto Italia, 36 anni di Catania, con qualche precedente, era appena stato visto da alcuni vicini di casa mentre cercava di sbarazzarsi del cadavere del padre. Gaetano, pensionato ottantenne, prima colpito più volte con un corpo contundente, anche alla testa e sul viso, poi avvolto in alcune coperte e chiuso in un armadio. Proprio mentre Alberto cercava di portare il corpo del padre verso i cassonetti, il mobile è ceduto, si è aperto e il cadavere è caduto a terra. Il 36enne scoperto ha rischiato di essere linciato. Da qui la fuga verso casa. È stato sempre un residente della zona a lanciare l'allarme. Quando gli agenti sono arrivati nell'appartamento, l'uomo ha cercato di aizzare un cane contro di loro, ma è stato bloccato. Alberto Stabile è stato arrestato dalla squadra mobile Etnea, un omicidio forse per motivi di soldi, al culmine dell'ennesima lite. Non era la prima volta che si scagliava contro gli anziani genitori, anche il fratello lo avrebbe confermato agli investigatori. Oltre un anno fa, il 36enne, il giudice avrebbe disposto non solo il divieto di vivere nell'abitazione della coppia, ma persino di avvicinarsi a loro,